Strade a rischio se le cose non cambieranno. Da aprile 151 dipendenti e 40 collaboratori di Veneto Strade non vedranno più lo stipendio. La rete viaria non sarà più manutentata. In queste giornate si susseguono le assemblee dei lavoratori. La preoccupazione è palpabile. Stante la situazione attuale, il bisturi andrà a incidere sulla carne viva e la carne viva sono i lavoratori e sono le famiglie. Questa è una battaglia che riguarda tutti perché sta andando in fumo quanto garantito per la diversità del territorio. Veniva riconosciuta un trasferimento maggiore di risorse a fronte del maggior carico di lavoro. Adesso a carico di lavoro invariato, un taglio lineare non consente nemmeno di arrivare a garantire i posti di lavoro. Le strade servono a tutti, servono a lavoratori e disoccupati, a pensionati e studenti, servono al commercio e industria, servono al turismo, servono per il soccorso sanitario. È una ricaduta in termini sociali di territorio pesantissima. La preoccupazione bellunese è arrivata in regione. Servono non meno di 100 milioni a Veneto Strade, risorse indispensabili perché solo con l'efficienza della rete stradale il futuro può fare meno paura. È vero che c'è un momento di crisi, ma è anche altrettanto vero che un buco su una strada può causare un morto, una situazione essenzialmente delicata di una frana causa dei blocchi stradali con delle grosse perdite economiche, sia in pianura che in montagna, e non programmare nessun tipo di investimento infrastrutturale o non finire gli investimenti che stiamo già facendo diventa drammatico. In regione gli alleati sono ai ferri corti. Bond tiene in scacco il bilancio 2012 che non passerà se non si troveranno nuovi finanziamenti per Veneto Strade.